Noi veniamo ogni anno, dal 2017, perché comunque io sono stata una bimba miracolata, quindi noi ricordiamo tutti gli anni questo evento. Arriva da Bra, Cuneo, ogni anno. Questa donna racconta con gli occhi che brillano il suo legame con il santo. Io avevo 5 anni, dopo una malattia mi è rimasta una macchia nei polmoni ed era una cosa non bella. I miei genitori hanno chiesto la grazia a Sant'Antonio e Sant'Antonio mi ha fatto la grazia. Io mi ricordo che siamo venuti qui col treno, ci siamo fermati in un hotel vicino alla stazione e mio papà e mia mamma hanno portato il cuore d'argento perché allora si usava questo. E allora io piccina, ma mi ricordo molto bene queste cose così che ti lasciano un segno per tutta la vita. La mano sulla tomba del santo, che effetto le fa metterla? Beh, certo che ti crea qualcosa di particolare, come se ti venisse qualcosa nel cuore, cioè tu entri in questa basilica e il mondo scompare, cioè proprio vai in un'altra dimensione. Questa signora invece arriva da Montebelluna. Ci veniamo molto spesso, siamo devoti, sia io che la mia famiglia, specialmente per una nostra bambina che ha tanto avuto bisogno di Sant'Antonio perché ce la davano come un angioletto e invece ha 12 anni ed è ancora qua. E allora non possiamo altro che essere grati e pregare Sant'Antonio. E intanto in basilica fervono i preparativi. Questi fiori saranno domani sull'altare delle celebrazioni. Padre Alessandro, c'è tutto un preparativo all'interno della Basilica per la grande festa di domani, anche i fiori vengono preparati, ci sono dei gigli ancora chiusi però. Sì, la speranza, i colori della speranza e anche i gigli, se uno ha speranza e confidiamo nel Signore, i gigli domani saranno aperti proprio per Sant'Antonio.